Bene, eccoci insieme anche oggi. Quella odierna è una puntata canonica perché questa è la settimana, ma soprattutto il weekend della bonifica e dell'irrigazione, la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione che annualmente presentiamo. Centinaia di eventi lungo tutta la penisola, molti naturalmente anche nel Veneto. L'obiettivo è quello di divulgare, promuovere, far conoscere la cultura del territorio, quindi tante le opportunità a cui badare, dalle passeggiate alle biciclettate, all'apertura soprattutto degli impianti idrovori, le cosiddette cattedrali dell'acqua, cioè le grandi realtà che servono a tenere asciutto un territorio dove insiste la gran parte delle idrovore del nostro paese. E ad essere tenuto asciutto dalle idrovore è soprattutto il Veneto orientale, in gran parte della nostra regione. Quando parliamo di Veneto orientale in realtà i confini si ampliano perché si va diciamo dalla Romagna fino alla spiaggia di Grado e anche oltre. È un sistema di centrali idrovore che serve proprio a tenere prosciugato questo terreno. Da questa attività nasce un termine, quello di Terre Volute, che è anche il nome del primo festival della bonifica, che è un po' il clou di questa settimana e di questo weekend in corso di svolgimento a Sandona di Piave, dove nel 1922 nacque la bonifica moderna. Di questo parliamo con Andrea Crestani, che è il direttore di Ambi Veneto. Innanzitutto parliamo del termine bonifica moderna, ne diamo i contorni. Sì, citavi prima il congresso del 1922 che si è tenuto proprio a Sandona di Piave. In quel momento persone illustri, politici e persone che rappresentavano il territorio si sono riuniti in un congresso che doveva mettere in moto le bonifiche di questo territorio. Da lì si è trasformato invece in un grande congresso nazionale che ha dettato le prime norme per poi arrivare alla scrittura del Regio Decreto nel 1933 della bonifica integrale. In quel momento lì si è sancito che non era più necessario e sufficiente in modo particolare bonificare i terreni per renderli salubri dalla malaria, ma su quei territori andavano integrati con le attività economiche, con l'agricoltura, con l'uso della risorsa idrica per l'irrigazione. Da qui il termine proprio bonifica integrale, quindi che vede l'uso della risorsa per difendere un territorio, per alimentare un sistema produttivo e per rendere un territorio, un paesaggio vivibile e fruibile anche da chi ci deve abitare. Questo proprio è un termine che ha fatto sì che poi le norme successive hanno reso attuativi tutti quei procedimenti che hanno reso oggi la bonifica in Italia tra le più importanti di tutta Europa. Quindi la gestione dell'acqua a 360 gradi in carico ai consorzi di bonifica, tranne l'uso idropotabile, quello che insomma l'acqua che esce dai rubinetti di casa. Per il resto, allora l'acqua che viene tolta dal territorio per renderlo salubre, acqua che invece viene gestita e restituita al territorio per poter coltivare. Oggi l'84% del Made in Italy agroalimentare dipende proprio dalla disponibilità d'acqua. Poi nel corso degli anni si sono aggiunte altre funzioni, che sono la funzione ambientale e recentemente anche la produzione di energia rinnovabile. Qui intanto vediamo appunto alcune immagini della presentazione di Terre Volute. Ricordavo prima il gioco di parole. Terre volute vuol dire terre evolute oppure terre desiderate. Certo, proprio abbiamo giocato su questo termine perché Terre Volute è anche il nome di un progetto che nasce ormai da 2 anni fa per portare a conoscenza dei cittadini, portare a conoscenza di chi lo volesse poi usufruire la nascita di un portale che raccoglie gli archivi storici, la parte più importante che studiando appunto questi archivi uno riesce anche a leggere l'evoluzione del paesaggio della nostra regione. Da lì abbiamo ottenuto questo termine proprio per identificare questo primo grande appuntamento nazionale del Festival della Bonifica. Ecco, in questi giorni tanti appuntamenti a Sandona in particolare, ricordiamo testimonial come Massimo Cirri, Mario Tozzi, come Luca Mercalli, la banda Osiris, insomma c'è scienza, divulgazione e anche divertimento. Certo, il festival è un insieme di iniziative importanti che durerà 4 giorni
dove abbiamo simposi con temi estremamente importanti, perché l'idea proprio di agganciare questo evento al centenario del congresso che dicevamo prima, della bonifica integrale, che avverrà fra 5 anni nel 2022, è proprio quello di ripensare, come è stato fatto 100 anni fa, ripensare un territorio, rigenerare le città, guardare la risorsa idrica come uno degli elementi importanti, ma guardarlo in un'ottica completamente diversa da come l'abbiamo governata negli ultimi 100 anni. Quindi vogliamo partire da San Donà con questo grande appuntamento proprio per mettere un punto di partenza per una nuova riflessione sul mondo della bonifica. Ecco, invitando a questo punto la regia ad agevolare, come si usa dire, il filmato, il prossimo video in cui vedremo alcune di queste cattedrali dell'acqua che in questi giorni sono visitabili nel Veneto. Tra l'altro, collegandomi proprio al programma di Terre Volute, in questo weekend il territorio del San Donatese è ricco di opportunità anche per l'opinione pubblica più in generale. Quindi ci sono previste biciclettate, possibilità di frequentare i fiumi su barche elettriche, perfino la volontà di vedere, la possibilità di vedere il territorio dall'altro grazie a degli ultraleggeri. Ora, se la regia può, vediamo le cattedrali dell'acqua del Veneto. Un filo conduttore dai monti alla costa, l'acqua. Non solo neve o ghiacciaio che si scioglie e scende nei torrenti e nei fiumi fino al mare. Non solo pioggia che cade su tutti noi rendendoci uguali. Anche acqua preziosa per l'umanità, fonte per bere, irrigare le campagne, navigare, produrre energia. Un lavoro silenzioso come l'acqua, lavoro di tante generazioni, una successione nel tempo che fa la storia. E ancora oggi ne restano le tracce, manufatti ancora in uso, rinnovati, moderni, vivi. Per difendersi dall'acqua quando è un pericolo e va allontanata per la sicurezza del territorio. Per usare l'acqua che è una necessità e una ricchezza, per dissetarci, sfamarci, offrirci forza, ma anche incanto. Vere e proprie cattedrali dell'acqua testimoniano la fatica e la soddisfazione del misurarsi con la natura. Una convivenza pacifica, saggia, attenta. Bacini, paratoie, prese e restituzioni, partitori, canali, idrovore, ruote, pompe, turbine, tutti dispositivi che fanno sprigionare all'acqua le sue potenzialità benefiche. Una vicenda nata in tempi remoti, da persone che si sono messe insieme. Da sole non ce l'avrebbero mai fatta, per questo si sono consorziate. Vere e proprie imprese, e così si è sviluppato il territorio, la civiltà. Quei segni rimangono e sono quanto mai attuali, come a San Lazzaro nell'alta pianura del Brenta, come a Cavendramin nel delta del Po, dalle antiche prese irrigue nate sotto la Serenissima, alla produzione di energia da fonte pulita e rinnovabile, alle macchine idrovore che hanno attuato la bonifica dove prima c'erano le paludi. Le cattedrali dell'acqua, non solo stupendi esempi di architettura, di archeologia industriale,
tuttora attive e funzionali, sono ancora nodi strategici per l'esistenza dei territori in cui viviamo. E un po' anche un monito a guardare con occhi diversi al mondo che ci circonda, a ricordare che l'acqua è un elemento centrale per il nostro cammino. In un certo senso, l'acqua siamo noi. Ecco quindi un regalo, un itinerario innanzitutto culturale, per riscoprire la bellezza a volte nascosta dei nostri luoghi. E la funzione della bonifica, per la crescita dell'economia e della società in armonia col paesaggio, nel passato come nel presente. Eccoci qua, se l'acqua siamo noi, bonifica è bello, viene da dire, a guardare queste immagini. Per concludere, Terre Volute si sta già rivelando un successo, spettacoli affollati, partecipazione alla parte scientifica. Dovendo alla fine tirare le somme tra qualche giorno, sarete soddisfatti se? Beh, saremo soddisfatti se l'obiettivo che ci siamo posto all'inizio sarà raggiunto, che è quello di coinvolgere non solo all'interno dei 4 giorni attraverso gli spettacoli, i simposi, più gente possibile, ma proprio l'obiettivo era quello di stimolare la cittadinanza, stimolare i cittadini per farli avvicinare a questo meraviglioso mondo della bonifica, che dentro ha una cultura importantissima, ha la sua storia, ha quella formula che noi continuiamo a dire, che è la costruzione di questo paesaggio dove viviamo. Ecco, se l'obiettivo sarà raggiunto vuol dire che abbiamo messo un seme importante all'interno della collettività per far sì che questo mondo non sia nascosto all'interno di queste grandi cattedrali dell'acqua, ma sia aperto, fruibile e soprattutto conosciuto. Grazie ad Andrea Crestani, direttore di Ambiveneto. Ricordiamo l'appuntamento ancora per questo fine settimana, Terre Volute, primo festival della bonifica a San Donà di Piave in provincia di Venezia. Alcuni testimonial li abbiamo citati prima, altri sono Patrizio Roversi, ma anche come Patrizio Roversi, ma anche espressioni del nostro territorio, da Giorgio Gobbo a Mirko Artuso, ad Andrea Pennacchi, ma anche ad esempio Ulderico Bernardi, scrittore, nonché Antonio Pennacchi, l'autore del bestseller Canale Mussolini. Il tutto per 4 giorni a San Donà di Piave. Grazie, alla prossima. Grazie.